Buon pomeriggio, ben trovati. Il nostro focus oggi tutto dedicato a una attesa che è poi una fase bellissima, no? Quando si aspetta qualcosa. È l'attesa di un evento, di uno spettacolo, nello spettacolo che sarà fra un paio di giorni al Teatro Antico di Taormina. Una sorta di ciliegina sulla torta di un'estate bellissima che il 14 settembre sarà contraddistinta da un happening di presenze di artisti nazionali e internazionali di grandissima caratura, ma con al centro di tutto questo signore qui. E ben trovato a Mario Biondi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Roberto. Che sorrideva guardando un po' la sua vita musicale attraverso le copertine dei dischi e attraverso i volti, i visi del pubblico, dei musicisti. Mi tocca sempre vedere la fotografia di Mario piccolino con mio papà. Con papà Stefano, ne parlavamo prima con Mario, insomma. Non lo so, perché poi mi ricorda anche un periodo specifico. Eravamo arrivati in Emilia-Romagna, Reggio Emilia, da poco tempo, quindi eravamo giovani. Senti, This is what you are, questo è quello che sei diventato, con questa canzone che fa un po' da fil rouge, no? Di tutta la tua carriera, che diciamo è partita. In realtà farebbe il compleanno, cioè farebbe 20 anni quest'anno. Ma nel 20 anni quest'anno, però... perché quando uscì come singolo col progetto Was a Bee. Esatto, ma diciamo poi naturalmente lanciato dal Giappone alla BBC Radio, poi è arrivato in Italia con le solite fatiche italiane nel 2006, no? Quindi nel sono 2006, passati 2 anni. Sì. Ma diciamo che già nel 2004 comunque era già sigla di Radio Monte Carlo. Insomma, certo. Era uno spot televisivo di Radio Monte Carlo, già era. Beh, ma loro erano avanti, erano sempre piuttosto avanti su certa musica soprattutto. È una radio che mi sostiene, mi spalleggia, tant'è che voglio dire, a Taormina avrò uno dei personaggi chiave anche Nick the Nightfly. Nick the Nightfly, che è un fratellone, ora quest'anno è diventato anche italiano, gli hanno dato la cittadinanza italiana finalmente dopo tanti anni. Lui è anche mezzo siciliano, perché ha la moglie siciliana, mi chiama, compare, come facciamo? Allora ci vediamo, mangiamo i cacoccioli, mi dice addirittura. È un personaggio. Senti, invece Gregory Porter, che vediamo qua, che cosa ti dice? Visto che Gregory sarà la grande star internazionale attesa al Teatro Antico di Taormina. Un altro gigante. Gregory è una persona squisita, molto semplice, un artista che non posso neanche descrivere, veramente un artista eccezionale, ma la cosa che mi fa piacere è che tutti i miei ospiti sono prima di grandi artisti, bellissime persone, tutte. È un filo conduttore secondo te fondamentale? Io purtroppo sì, su certe cose sono un po' antipatico, adoro le belle persone, quelle che sono bravissime ma antipatiche o scostanti o troppo sfarzose mi mettono un po' in imbarazzo, quindi cerco di evitare. Poi ti accorgi che nell'arte, nella musica in generale, soprattutto secondo me nella musica, quelli che sono più umili, più carini, più disponibili, sono i veri talenti, poi anche, c'è una sorta di parallelismo, no? Per mia esperienza sono stato molto fortunato, cioè, ho avuto a che fare con Pino Daniele, che era un uomo di un cuore immenso, col quale ho condiviso veramente dei momenti meravigliosi. Burt Bacharach, Al Jarreau, tutti artisti semplici, puri e con una modestia, un'umiltà veramente strabiliante. Ecco, vi siete intesi subito con alcuni mostri della musica internazionale, no? Tu poco fa citavi Burt Bacharach, che allora io stravolgo un po' il senso della nostra puntata di oggi, lo dico alla mia regia, perché Burt Bacharach è stato un tuffo al cuore per te nell'occasione in cui ha deciso di scrivere una canzone per te. Tu hai, come dire, interpretato al Teatro Antico di Taormina una parte di questo concerto stupendo, questa Close to You con lui, in una maniera da pelle d'oca. Lo rivediamo, che dici? Allora un po'. Facciamo anche Something That Was Beautiful, che è il brano che mi scrisse. Sì, Sentiamolo un po'.
Bert. È very close to you, Bert. E lui sorride perché aveva questo viso accogliente, no? Ammetto di commuovermi ogni volta che lo vedo, perché malgrado ovviamente la frequentazione con lui sia stata relativa, sì è vero, abbiamo fatto queste date qui in Italia, abbiamo fatto 3-4 date insieme qui in Italia e abbiamo avuto una bella condivisione, siamo stati a cena insieme, abbiamo passato del tempo insieme. Troppo poco per me, ma di così tanta qualità che ogni volta che lo vedo mi commuove. Già, voglio dire, mi ha sempre emozionato come artista, come compositore. Ora torno al discorso di prima. Ora è sempre la persona che mi manca talvolta, più che l'artista, perché l'artista comunque lo ritrovo nei dischi, nelle registrazioni, però quell'omino lì che sorrideva sempre un po' mi manca. E tra l'altro io ricordo di averlo intervistato, quindi pensa quanto sono stata fortunata nella vita, certo. Mentre non sono riuscita a intervistare alcune, diciamo, star, tra virgolette, della canzone nazionale, che un po' se la tiravano. Diciamo le cose come stanno, tanto qui siamo insomma in compagnia di una persona che conosce molto bene, no? il mondo della musica. Senti, allora dicevamo il live, che è ovviamente il coronamento sempre di tutto, no? Questo di Taormina è l'ultimo appuntamento di una stagione estiva molto bella, dove tu hai creato per, come dire, la gioia del pubblico e sicuramente degli organizzatori un po' meno, perché si sono dovuti barcamenare e districare tra i rapporti, no? Devo ringraziarli tantissimo, perché senza di loro non sarei riuscito perché poi le idee sono belle, ma se non le metti in pratica e non hai qualcuno che realmente ti aiuta a metterle in pratica, poi è tutto molto più difficile. E per quest'ultimo appuntamento della tua Crooning Special Night hai scelto tante presenze che parlano del tuo cuore, delle tue radici, del tuo amore international e di tutto ciò che ti rappresenta proprio a pieno. Vogliamo ricordare qualche presenza? Assolutamente. Sai, purtroppo che Fabio non sarà dei nostri in questa occasione, perché vabbè, è stato poco bene, sta facendo dei controlli, nulla di grave, ci tengo a dirlo, nulla di preoccupante. Sicuramente lui era uno di quegli elementi che, grazie al quale anche avrei ringraziato e salutato anche Pino dal palco, Pino Daniele, che comunque nel concetto italiano di questa musica che provo a fare da tanti anni, insomma, lui e Pino sono stati delle colonne portanti di questa musica. Poi un altro che mi ha sempre dato grande forza e grande stimoli musicali e personali si chiama Mario Venuti. È un catanese doc anche lui. Non lo conosciamo. Non lo conosciamo. Beh, io voglio dire, ho bellissimi ricordi delle scuole superiori con la schedina del Totip quando andarono a Sanremo con i De Novo. Già da lì c'era questa soddisfazione, no? Di poter dire c'è un gruppo di Catania giovane che fa musica bellissima, che è a Sanremo, e allora insomma comprai i dischi. Poi fece questa canzone da solo, da solista, cos'era, il 90 credo, che la canzone si chiama Fortuna. Era il 92 se non ricordo male, sai? Pensavo forse sì. O forse no, sì, vabbè, Mario, perdonami, ti avrò intervistato 1000 volte, ma forse mi sbaglio. Mario, certo, perdono. Mario, perdono. Perdonaci Mario, perché non sappiamo quello che diciamo. No, e quella canzone lì mi colpì tantissimo. Poi personalmente a Mario devo veramente molto, perché Mario è l'uomo, la persona che mi ha regalato i miei collaboratori con i quali appunto suono in giro per il mondo da 11 anni, da 10 anni, come Massimo Greco, come David Florio, e poi grazie a loro si è formato questo gruppo appunto oramai super collaudato e consolidato, e tutto grazie a Mario Venuti. Questo ci tengo a dirlo, ma sicuramente lo ribadirò anche sul palco a Taormina. E poi ci sono i musicisti, no? Ci sono i musicisti che sono, insomma, grandi musicisti. Fabrizio Bosso, c'è, mamma mia, Stefano Di Battista, Rosario Giullani, Francesca Tandoi. Poi insomma tanti. Sono tantissimi e sono tutti artisti incredibili, perché
Paolo Di rappresentano Sabatino. Paolo Di Sabatino, ma Lorenzo Tucci. Come si dice in italiano? Una zammuliata. Noi dicevamo così, l'abbiamo detto in diretta, va bene, una zammuliata di presenze da brivido. Senti, in questi concerti si respirerà, per quello che ho capito guardando anche per esempio, no, alcune immagini da Leverkusen, quello che abbiamo fatto vedere poco fa era proprio tratto da lì, si respira un'aria di grande libertà. Di voglia forse di rompere un po' gli schemi, no? Perché l'idea dello spettacolo con un certo repertorio dà anche la sensazione, l'idea forse falsata, no? Che tutto deve essere svolto con un po' impacchettato. No? Invece lui si spacchetta sempre, molto volentieri troppo, forse. E per esempio concede al pubblico questa cosa, cioè che la canzone This Is What You Are si chiama in realtà Sha-la-la. Sha-la-la, E certo. infatti Sha-la-la la fa cantare anche a Leverkusen, nel nostro contributo number 3 per la mia regia. Guardiamo un po'. Allora, li volevi ascoltare e loro ti hanno dato soddisfazione. Insomma, prepariamoci anche a Taormina a ballare sicuramente, ma anche a cantarti appresso. È sempre piacevole, no? Sai che i giapponesi, per esempio, si preparano prima del concerto, si organizzano con i testi e con il tuo disco perché devono partecipare, è una questione anche di rispetto verso l'artista. Si preparano, imparano le canzoni. Bellissima e cantano, questa e cosa, cantano con te. Sì. Bellissima davvero. Senti, tanti successi personali, no? E tanti amori raccontati attraverso le interpretazioni. Le canzoni spesso nell'interpretazione possono diventare altro, possono assurgere a grandissimo successo laddove magari erano state trascurate. Il valore dell'interpretazione è un valore che nel tempo abbiamo cominciato a capire che ha un senso grandissimo nella musica, no? Molto spesso diciamo, vabbè, ma è un interprete, no, invece l'interpretazione ha un valore sommo. Sì, ma molto spesso insomma, le stesse canzoni sono state cantate da tantissimi altri cantanti e talvolta sono diventati famosi non grazie al primo interprete ma magari grazie al quinto o al quarto interprete. Quella è un'ironia strana, no? Certo. Delle cose, anche perché poi le canzoni sono un po' come i momenti che vivi, a volte sono il momento giusto, a volte no. Allora, c'è stata una canzone di un artista italiano, e lì scombino le carte ancora una volta, Fabrizio Rizzo, perdonami ma le scombino, io vado così, un artista italiano che si chiama Luca Barbarossa, che secondo me ha pubblicato una delle canzoni più belle del suo repertorio, assolutamente più belle, che è Via delle Storie Infinite. Bellissimo. E tu durante una puntata di una trasmissione di grande successo di Radio 2, Bello, Social non Club, me la ricordo questa cosa e mi fa piacere rivederla. hai fatto questa cosa qui, sei andato lì, hai preso questo testo, l'hai buttata lì, te la serie secondo me non l'avevi mai provata, Sì, e ne è sicuramente, venuto direi. fuori questo ritratto meraviglioso che è il contributo 8, Via delle Storie Infinite. Sentiamo che dice Barbarossi. Allora ha detto, già sono primo in classifica a New York con questo attacco tuo, ragion per cui, biondi, vogliamo tentare un'operazione rilancio di, non so, Tu Malatia per esempio, che ne pensi? Ci abbiamo anche provato, l'abbiamo fatto, no? Perché l'abbiamo registrata nel progetto Romantic ed è stato molto molto emozionante, assolutamente, quindi chissà. Ma ora sai, il mondo della musica ha preso una piega così particolare, ma forse lo è sempre stato, il mondo mainstream ha sempre avuto dei binari a sé stanti rispetto alla musica. Poi c'è anche tanto Io, per fortuna, sdoganamento del mi diverto, dialetto. fondamentalmente riesco ancora a divertirmi. Assolutamente si vede. E, no, dico, c'è tanto sdoganamento anche del dialetto. Il dialetto napoletano in primis, chissà, magari anche il nostro. Il dialetto... La mia amica Serena Brancale adesso ha sdoganato anche il barese, no? Il pugliese, Mannarino che porta di nuovo il romanesco dal vivo. Il napoletano naturalmente è sempre stato fortissimo da sempre. Allora, senti, ci dobbiamo fermare, c'è una brevissima pausa, prendiamo respiro e poi vi mostriamo qualche altro bel ricordo in attesa di vedere live
Mario Biondi al Teatro Antico di Taormina, sabato 14 settembre. A tra poco. Questa è un'operazione quasi di dolore, dico personale, ma la estendiamo a tutti coloro i quali hanno vissuto il tempo dei dischi, no? I dischi del vinile, che guardano ancora magari con una certa nostalgia alcuni momenti, certo. Perché avevano un fascino pazzesco, un po' come il cartaceo e il libro, guai chi lo tocca. Diciamo che ogni generazione ha la sua affezione per qualcosa, noi siamo nati in quel periodo e siamo affezionati a quella cosa lì, probabilmente, che lo sai, i miei figli saranno affezionati all'iPhone. Beh, sicuramente. Guarderanno, ti ricordi l'iPhone? L'iPhone, chissà che ci sarà fra qualche anno. Sì. Senti, questo è un video dove c'è un'attrice italiana molto brava, che tra l'altro, insomma, so che siete molto amici, sì. Mi raccontavi c'è una genesi bella su questo video, lo possiamo dire al nostro pubblico, Anna Safronci. Anna è una ragazza bellissima, ovviamente c'è poco da commentare perché è una bellissima donna, ma poi è un'altra persona squisita. Io l'ho chiamata perché mi avevano proposto delle modelle, insomma delle attrici per questo video, e io non ero contento, non ero convinto, un po' perché volevo comunque una donna matura, cioè, mi interessava avere la ragazza estremamente giovane, anche perché avrebbe poco avuto a che vedere con me. Tu come stai? Ci rivediamo dopo tanto tempo, ma tu cos'eri? Nel passeggino, concettualmente. Invece Anna comunque rappresenta è una po' donna quel tipo di figura che cercavi. Insomma. E le dico: guarda Anna, sto cercando un'attrice, una modella, comunque un viso, un volto, un personaggio, mi puoi aiutare per cortesia? Guarda un po' nelle tue amicizie, insomma, fammi sapere. E lei mi risponde subito, quasi stizzita, mi dice: scusa, ma perché ti fa schifo se vengo io? Mi ha detto, ma no, Anna, cioè, non osavo neanche chiedertelo perché magari sai i tuoi impegni. Senti, e Claudio, che a suo tempo ti aveva voluto in una canzone, se non ricordo male, che si chiamava Jukebox. Claudio Baglioni, che ti ha chiamato, che ti ha detto per questa... Che ti ha detto? Ma Claudio è sempre estremamente carino, ovviamente ci scriviamo per le feste comandate e magari compleanni o cose di questo genere, o magari solo per un saluto. E quando ho rifatto, dopo 20 anni, forse di più, dalla prima versione di Tu come stai con i Mario Bros, io l'ho rimandata e ho detto: guarda, ho fatto sta cosa qua. Ora non mi ricordo perché lui è sempre poetico, dovrei guardare nei miei messaggi. Lui è sempre poetico. Sì, non ti risponde tipo grazie, che bella cosa, no? Dice, fa una roba lunga proprio. Sì, qualcosa del genere, non so, quando la luna si specchia nel lago di nuovo, si illumina la lampadina delle idee. Che ne so, capito? Comunque tira fuori sempre qualche perla meravigliosa. Guarda, facciamo tutto combinandolo con quello che stai dicendo, e con la foto che c'è in questo momento, che la rivediamo, è Mario Biondi con la rosa rossa. Mario Biondi di Romantic, Mario Biondi di una canzone che io personalmente... Guarda, io non sono proprio un autoreferenziale, però ogni tanto quando si tratta della musica cado in questo tranello terrificante, e allora dico che questa canzone, che si chiama Love is a Temple, è qualcosa che secondo me va ascoltata e riascoltata, la metto in macchina, cammino, quando sono contenta, quando sono triste, ce l'ho tutta. Mi dà tanta soddisfazione questa canzone. Mi piace proprio tanto tanto. Poi c'è questa versione qui che magari la vediamo a Taormina, così vediamo. L'amore è un tempio, non darlo per scontato, dice questa canzone. È un bene prezioso, certo. Tu non dai per scontato nulla probabilmente nella tua vita, perché la tua vita artistica, perché di quella parliamo, è la dimostrazione di un uomo che comunque è partito dall'amore, dall'ascolto, dal metabolizzare alcune cose dentro di sé, e da una crescita con un confronto continuo. Non smetti mai di non dare per scontato anche il grande successo che hai. Forse perché non lo vedo così, forse perché non mi accontento mai di me stesso, non sono uno che si dà troppa ragione. Ogni volta che mi guardo, che mi vedo, anche in questi istanti, insomma, potrei muovere milioni di critiche su di me, e che devo fare? Sono fatto così, mi guardo e dico: ma guarda come ti muovi,
come interpreti, cosa ti succede dentro Non ti mentre piaci canti? tu, Ma perché ma fai non così? ti piaci, sei critico. Moltissimo, tantissimo, tantissimo. Sì, sì, ed è un continuo. Poi ovviamente mi so anche perdonare, cioè non è che mi mazzio e basta, ogni tanto mi do anche qualche pacchetta sulla spalla, però non sono estremamente mai completamente contento di me e di quello che faccio. Beh, Questo- dai, non è una cosa terribile, su. È un modo forse per andare avanti sempre cercando il meglio, no? Cercando di fare il meglio di sé, di quello che si può Sì, ottenere. è che ogni volta voglio comunque cercare di migliorare. Io mi ricordo gli Earth, Wind and Fire, no? Che sono ovviamente un gruppo di riferimento della mia gioventù, un gruppo che ha segnato sicuramente la mia musica. E Morris White, che era il leader di questo gruppo meraviglioso, quando fece il live in Giappone, credo fosse verso la metà degli anni 80, credo, o forse addirittura proprio i primi anni 90, e disse: questo è il live definitivo, cioè dopo migliaia di live che abbiamo fatto, finalmente questo conteneva esattamente quello che doveva succedere nei nostri live, quindi l'interpretazione è stata giusta, l'interplay è stato giusto, il pubblico è stato giusto, questo era il live. E da lì lui ha cominciato a frenare i concerti, perché ha detto: io quello era quello che volevo raggiungere. Ecco, allora, quello era quello che volevo raggiungere. Tu sei stato sempre molto riservato nella tua vita personale, fino a quando i tuoi figli Sono non apparsi hanno tutti. deciso Esatto. di sostituire 9 ballerini dentro un video. Esatto. È così, è andata così. Esattamente C'è una foto come che dici. rappresenta proprio quella clip, è soltanto uno scatto ovviamente. Erano 9, ma stava arrivando l'ultima gioiello meraviglioso. Stava per arrivare Lua. Stava per arrivare lei. T'hanno dovuto un po' convincere, di la verità, o non ci hai perso tempo più di Sì, tanto? ma se vai a guardare nei miei Facebook o Instagram, non ho mai messo una foto dei miei figli, né quelli grandi né quelli piccoli. Ma perché, non lo so, non è paura di esposizione, sono molto Riservato. intimo. Per me Intimo. è come, Sei molto crooner. È come mettere Sei. Ma infatti non ti nego, no? Un po' ogni volta che vedo questa foto qua, ovviamente Eh. mi riempie di gioia, perché è vera, ma allo stesso tempo comunque ho esposto il mio cuore, cioè ho messo proprio Ma fuori il infatti mio la cuore facciamo vedere sulle solo mani. perché è parte di un video, perché l'hai esposto, perché fa parte di un momento di gioia e perché guardando questa anche tu dici: questo è quello che volevo. Decisamente sì, ed è quello che voglio da sempre, Da sempre. che continuo a volere, che ovviamente questi qua crescono troppo in fretta. Sì, porca paletta. che ti devo dire? Tutti stanno diventando tutti grandi, comincio a vederli meno, perché vabbè, Zoe adesso in Fininvest sta facendo una trasmissione come corista, Marica fa sempre la modella e ora è di nuovo in tour con Renato e Zero in giro. Il mio grande fa l'avvocato, lo vedo sempre meno, e gli altri due adolescenti volevo dire. Vabbè, oddio, non è proprio una non verità, perché l'adolescenza è una fase terribile. Sì. Comunque anche loro cominciano ovviamente, no, a pigliare pere l'uomo, si dice. Cominciano Sempre a lì, allontanarsi ovviamente sempre di più. Io mi godo quei piccolini. piccoletti e spero che non crescano mai. Non è vero, ovviamente voglio che crescano bene, che stiano, però mi piacerebbe tenermeli sempre legati al cuore e quello lo faccio. Senti, crooner, ci hai permesso in Italia di conoscere tantissima musica internazionale, continui a farlo perché credo che poi ci sia anche la volontà di una ricerca, no, da parte tua, di non mostrare solo quello che si conosce di più, ma andare a scavare nelle cose nel repertorio meno conosciuto. Trovi che ci sia, come dire, che sia una bella operazione, vabbè, te lo dico io, ma i giovani di questo tempo riescono in qualche modo ad approcciare a quel repertorio, cioè
A noi più grandi ci fa piacere che sia così, no? Perché quella è la musica. La verità è che secondo me i giovani d'oggi sono poco rappresentati, cioè perché quello che viene rappresentato e che ci fanno vedere non sono i giovani d'oggi, sono una parte dei giovani d'oggi, quelli che servono per il mainstream, quindi quelli che servono per far vendere qualcosa ai commercianti di musica. Però c'è un mondo di il tuo pubblico è trasversale, no? Assolutamente. Quindi ragazzini ci sono anche giovanissimi. E quindi insomma l'operazione funziona. Sì, no, ma poi sono anche bravi, perché poi molto spesso mi mandano loro demo, provini, cose. Cioè, esiste ancora l'amore per il canto, malgrado ci facciano vedere che è tutto rap, è tutto trap, ma non è esattamente così. Non è assolutamente così. No. Allora, noi siamo praticamente arrivati alla fine, io non sono riuscita a parlare di un sacco di cose. Questo significa che noi ci rivedremo, ci risentiremo. Sempre con grande piacere. Mi fa sempre grande piacere, però non abbiamo sentito. Poi io sono un po' nato qui, dai. Lo so che sei nato qui, noi siamo in onda su Telecolor, ma questa è una grande famiglia che comprende Telecolor e Antenna Sicilia. Anzi, permettimi di ricordare il fatto che questo concerto verrà presentato da Salvo La Rosa, che è stato insomma certamente una figura importantissima per la rete a cui tu ti riferivi, tra l'altro diciamo questo appuntamento di oggi è soltanto figlio di tanti altri momenti che tu ci hai sempre concesso con grande disponibilità. Ci siamo lasciati praticamente da Piazza Duomo qualche mese fa per il Capodanno. Diciamo che ci concediamo di incontrarci, questo ci è sempre concediamo di piacevole per entrambi. Per quanto mi riguarda assolutamente sì. L'appuntamento è intanto sabato, poi tu parti con un tour, non ti fermi mai, novembre, sì, parti a novembre. Ripartiamo con una visione jazz rivisitata in una formazione che ancora non voglio rivelare, perché sarà una sorpresa, una cosa però molto 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 bella, molto speciale. E poi invece nelle radio italiane, fammi fare il mestiere che ormai non faccio più, continua la programmazione di questi nuovi singoli che sono praticamente contenuti nell'EP che si chiama L'Oro, e quel Mario Biondi che canta in italiano, che a noi piace, perché posso dire che ci piace parecchio. Grazie. Abbiamo visto E tu come stai, ma ci sono tanti altri bellissimi ricordi. Bello. Grazie Mario Biondi, grazie appunto a Capo Concerti, fammi ringraziare anche tutto il team Nuccio Lafferlita and Friends, siamo ai titoli di coda e lì ci sta per forza. In bocca al lupo, appuntamento con il live di Mario Biondi al Teatro Antico di Taormina. Grazie ancora Roberto. Love is a temple, l'amore è un tempio, non darlo per scontato, dice questa canzone. È un bene prezioso, certo. Tu non dai per scontato nulla probabilmente nella tua vita, perché la tua vita artistica, perché di quella parliamo, è la dimostrazione di un uomo che comunque è partito dall'amore, dall'ascolto, dal metabolizzare alcune cose dentro di sé e da una crescita con un confronto continuo. Non smetti mai di non dare per scontato anche il grande successo che hai. Forse perché non lo vedo così, forse perché non mi accontento mai di me stesso, non sono uno che si dà troppa ragione. Ogni volta che mi guardo, che mi vedo, anche in questi istanti, insomma, potrei muovere milioni di critiche su di me, e che devo fare? Sono fatto così, mi guardo e dico, ma guarda come ti muovi, come interpreti, cosa ti succede dentro non ti mentre piaci canti? tu, ma non così? ti piaci, sei critico? Moltissimo, tantissimo. Sì, ed è un continuo. Poi ovviamente mi so anche perdonare, cioè non è che mi mazzio e basta, ogni tanto mi do anche qualche pacchetta sulla spalla, però non sono estremamente mai completamente contento di me e di quello che faccio. Dai, non è una cosa terribile, è un modo forse per andare avanti sempre cercando il meglio, no? Cercando di fare il meglio di sé, di quello che si può ottenere. Sì, è che ogni volta voglio comunque cercare di migliorare. Io mi ricordo gli Earth, Wind and Fire, no? Che sono ovviamente un gruppo di riferimento della mia gioventù, un gruppo che ha segnato sicuramente la mia musica. E Maurice White, che era il leader di questo gruppo meraviglioso, quando fece il live in Giappone, credo fosse
verso la metà degli anni 80, credo, o forse addirittura proprio i primi anni 90, e disse: questo è il live definitivo, cioè dopo migliaia di live che abbiamo fatto, finalmente questo conteneva esattamente quello che doveva succedere nei nostri live, quindi l'interpretazione è stata giusta, l'interplay è stato giusto, il pubblico è stato giusto, questo era il live. E da lì lui ha cominciato a frenare i concerti, perché ha detto: quello era quello che volevo raggiungere. Ecco, allora, quello era quello che volevo raggiungere. Tu sei stato sempre molto riservato nella tua vita personale, fino a quando i tuoi figli non hanno deciso di sostituire 9 ballerini dentro un video. È così, è andata così. C'è una foto che rappresenta proprio quella clip, è soltanto uno scatto ovviamente, erano 9 ma stava arrivando l'ultima gioiello meraviglioso, stava per arrivare lei. T'hanno dovuto un po' convincere, di la verità, o non ci hai perso tempo più di tanto? Se vai a guardare nei miei Facebook o Instagram, non ho mai messo una foto dei miei figli, né quelli grandi né quelli piccoli, ma perché, non lo so, non è paura di esposizione, sono molto riservato, intimo. Per me sei molto crooner. È come mettere Ma infatti non ti nego, no? Un po' ogni volta che vedo questa foto qua, ovviamente mi riempie di gioia, perché è vera, ma allo stesso tempo comunque ho esposto il mio cuore, cioè ho messo proprio fuori il mio cuore. Ma infatti la facciamo vedere solo perché è parte di un video, perché l'hai esposto, perché fa parte di un momento di gioia e perché guardando questa anche tu dici: questo è quello che volevo. Decisamente sì, è quello che voglio da sempre, che continuo a volere, che ovviamente questi qua crescono troppo in fretta. Porca paletta. Che ti devo dire? Tutti stanno diventando tutti grandi, comincio a vederli meno, perché vabbè, Zoe adesso in Fininvest sta facendo una trasmissione come corista, Marica fa sempre la modella e ora è di nuovo in tour con Renato e Zero in giro. Il mio grande fa l'avvocato, lo vedo sempre meno, e gli altri 2 adolescenti, volevo dire. Non è proprio una non verità, perché l'adolescenza è una fase terribile. Comunque anche loro cominciano ovviamente, no, a pigliare pere l'ongo, si dice. Cominciano a allontanarsi ovviamente sempre di più. Io mi godo quei piccoletti e spero che non crescano mai. Non è vero, ovviamente voglio che crescano bene, che stiano, però mi piacerebbe tenermeli sempre legati al cuore e quello lo faccio. Senti, crooner, ci hai permesso in Italia di conoscere tantissima musica internazionale, continui a farlo perché credo che poi ci sia anche la volontà di una ricerca, no, da parte tua, di non mostrare solo quello che si conosce di più, ma andare a scavare nelle cose nel repertorio meno conosciuto. Trovi che ci sia, come dire, che sia una bella operazione, vabbè, te lo dico io, ma i giovani di questo tempo riescono in qualche modo ad approcciare a quel repertorio, cioè a noi più grandi ci fa piacere che sia così, no? Perché quella è la musica. La verità è che secondo me i giovani d'oggi sono poco rappresentati, cioè perché quello che viene rappresentato e che ci fanno vedere non sono i giovani d'oggi, sono una parte dei giovani d'oggi, quelli che servono per il mainstream, quindi quelli che servono per far vendere qualcosa ai commercianti di musica, però c'è un mondo di il tuo pubblico è trasversale, no? Assolutamente. Quindi ragazzini ci sono anche giovanissimi. E quindi insomma l'operazione funziona. Sì, no, ma poi sono anche bravi, perché poi molto spesso mi mandano loro demo, provini, cose, cioè esiste ancora l'amore per il canto, malgrado ci facciano vedere che è tutto rap, tutto trap, ma non è esattamente così. Non è assolutamente così. No. Allora,
noi siamo praticamente arrivati alla fine, io non sono riuscita a parlare di un sacco di cose. Questo significa che noi ci rivedremo, ci risentiremo. Sempre con grande piacere. Mi fa sempre grande piacere, però non abbiamo sentito... Io sono un po' nato qui, dai. Lo so che sei nato qui, noi siamo in onda su Telecolor, ma questa è una grande famiglia che comprende Telecolor e Antenna Sicilia. Anzi, permettimi di ricordare il fatto che questo concerto verrà presentato da Salvo La Rosa, che è stato insomma certamente una figura importantissima per la rete a cui tu ti riferivi, tra l'altro diciamo questo appuntamento di oggi è soltanto figlio di tanti altri momenti che tu ci hai sempre concesso con grande disponibilità. Ci siamo lasciati praticamente da Piazza Duomo qualche mese fa per il Capodanno. Diciamo che ci concediamo di incontrarci, questo ci è sempre concediamo piacevole per entrambi. Per quanto mi riguarda assolutamente sì. L'appuntamento è intanto sabato, poi tu parti con un tour, non ti fermi mai, novembre, sì, parti a novembre. Ripartiamo con una visione jazz rivisitata in una formazione che ancora non voglio rivelare perché sarà una sorpresa, una cosa però molto 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 bella, molto speciale. E poi invece nelle radio italiane, fammi fare il mestiere che ormai non faccio più, continua la programmazione di questi nuovi singoli che sono praticamente contenuti nell'EP che si chiama L'Oro, e quel Mario Biondi che canta in italiano che a noi piace, perché posso dire che ci piace parecchio. Grazie. Abbiamo visto E tu come stai, ma ci sono tanti altri bellissimi ricordi. Grazie Mario Biondi, grazie appunto a Capo Concerti, fammi ringraziare anche tutto il team Nuccio Lafferlita and Friends, siamo i titoli di coda e lì ci sta per forza. In bocca al lupo, appuntamento con il live di Mario Biondi al Teatro Antico di Taormina. Grazie ancora Roberta.